Ciao ragazzi, eccomi qui di nuovo. Oggi è domenica e vi porto a fare un giretto. Qui sopra mi vedete il Monte Corno e a sinistra vedete Monte Master, sarà dove vi porterò oggi. Ciao caro! Ragazzi, qui siamo ai piedi del Monte Corno. Guardate il panorama davanti a noi, delle piccole Dolomiti, fumate col Calega e dopo su vedete Monte Manse e là dietro il Monte Corno. E Tosi non per dire, ma sono partito con 22 gradi in pianura, qui 10, meno della metà, e inizia a gocciolare. Ecco qui ragazzi, sono in partenza, ho appena lasciato il parcheggio del Monte Corno, adesso mi avvio verso la salita, vediamo dove conduce questa strada. Stupenda valle aperta, completamente spoglia in questo tratto a sud della strada, qualche albero sulla destra, proseguiamo però per ora promette bene. Io voglio proprio vedere dove sarà il primo luogo dove troverò neve. Dopo forse 500 metri di strada ho tolto la felpa, iniziamo già a sudare. Eccola ragazzi, la prima neve trovata quest'oggi. Guardate dove sono dovuto andare per trovarla. Questo costone super protetto dai raggi da sud. Mannaggia ragazzi, ho appena perso una volpe, l'ho vista correre via. È andato sopra questo sentiero. Stupenda questa piccola pianura più aperta. Stanotte è diluviato e si vede. Comunque ragazzi vedete, qui sono salito di quota, ormai sarò poco sotto i 1400, ogni radura che si apre c'è comunque ancora della neve. Ho appena incrociato un gruppo di ragazzi che mi ha consigliato un altro itinerario, infatti sto salendo su per questa pendenza, diciamo, da vedere qualcosa di più panoramico. Voglio proprio fare un po' di percorsi così a senso, senza indicazioni. Ragazzi, lo schifo però portatelo a casa per piacere, dai, non si può trovare la mascherina a 1400 sinceramente, per piacere, eh. Oh, ma bene, c'è una casupola, quindi diciamo siamo in zona abitata qui. Sempre a occhi aperti ragazzi il filo spinato perché è veramente un killer, soprattutto se è malmesso come questo. Mamma mia che paura. Comunque ragazzi, nel malaugurato caso doveste perdervi, seguite i segnali che l'uomo lascia, perché ormai l'uomo è arrivato dappertutto. Comunque ragazzi, niente, ho cambiato percorso perché quello che stavo percorrendo era una mulattiera, era tutta nel bosco e niente, qui comunque il paesaggio è più panoramico. Adesso vi faccio vedere. E difatti da qui riesco a riconoscere la zona dove sono stato prima e niente, adesso proseguo verso est, puro est, e andiamo avanti. Il pendio è ripidissimo, però comunque dai, provo a percorrerlo. In fondo vedo addirittura neve, vediamo dove mi condurrà. Ecco, tu usi un passo per volta perché
pioggia di stanotte ha reso killer questo misto tra foglie e sassi, fango, quindi occhi bene aperti. E ci sono veramente spacca in ginocchio comunque. E qui ragazzi ci sono un paio di nevai proprio sul fondo di queste buche, veramente con i contromaroni, soprattutto questo qui a destra. E qui ragazzi è bella perché c'è questa discesetta da fare, provo ad affrontarlo. Comunque ragazzi, sprofondare nella neve in un altopiano di Asiago il 2 maggio è veramente qualcosa che non succede tutti gli anni, e credetemi che io lo frequento l'altopiano e so cosa può e cosa non può dare in questo periodo. Cari miei, qui non so se salendo, ma magari non ci crederete, ma sto camminando su almeno 30 o 40 centimetri di neve residuale. Che bello da quassù. Wow. Caspita ragazzi, non pensavo sinceramente. Dio, non ho parole. Che spettacolo. Ragazzi, ditemi cosa si potrebbe dire di fronte a un panorama del genere. Sinceramente sono un po' imbambolato, però dopo tutti i chilometri fatti un panorama così è... Eccomi ragazzi, sono in modo un po' diciamo imprevisto, sono arrivato veramente a Monte Mazze, ho trovato dove si trova, guardate la vista verso ovest, verso sud e verso est. Guardate anche appuntamento a ovest, le piccole Dolomiti. Comunque guardate il panorama, ho appena fatto una diretta su Facebook proprio per far vedere anche a loro questo spettacolo. Adesso lì vedete virga piovose, devo andare perché qui tra poco inizierà a piovere per bene. Aspetta, ragazzi, mi hanno lasciato completamente solo qua. Prima c'era un po' di gente, adesso hanno abbandonato tutti. Ragazzi, come vi ho detto prima, grandine. Poca roba, ma... Ecco ragazzi, qui finisce il mio video, spero vi sia piaciuto anche l'itinerario di oggi. Il tempo sta anche regalando una grandinata. E niente, se volete mettere mi piace al video, se volete seguirmi saprete che comunque troverete sempre nuove escursioni. Ciao ragazzi, statemi bene.